Decreto salva banche venete, il governo ha deciso a mettere la fiducia senza alcuna modifica, oggi il voto, gli azionisti sul piede di guerra, il sindaco di Montebelluna, se passa così com'è la bomba sociale esplode. Tragedia in montagna, un'escursionista veneziana precipita per 200 metri a Cortina, un alpinista padovano disperso da ieri sul Monte Rosa. Spunta il cadavere di un uomo nel canale Osellino a Mestre, giallo su identità e causa del decesso, il corpo non presentava segni di violenza ma nessuna pista viene scartata. Lagunare in pattugliamento a Mestre, ferito al braccio dal liquido di una bottiglia abbandonata vicino al sottopasso ferroviario, indagini sull'episodio. Il caso della spiaggia fascista di Chioggia, mentre il titolare viene denunciato, polemiche in comune tra maggioranza ed opposizione su chi doveva controllare. Anche i vigili del fuoco veneto in aiuto in Sicilia per il devastante incendio arrivato alle porte di Messina, da Treviso, Venezia e Verona, uomini e mezzi. Festa per scambisti organizzata per fine luglio in una villa di Maserata, i residenti insorgono contro l'iniziativa. Ben ritrovati, prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, decreto salva banche venete, il governo ha deciso a mettere la fiducia senza alcuna modifica, oggi il voto, gli azionisti sul piede di guerra, sentiamo. Secondo giorno alla Camera, in via preliminare si tratta se scegliere o meno alcuni emendamenti, a cominciare da quelli relativi alla platea dei beneficiari del rimborso e alla non imponibilità fiscale delle somme ricevute dai soci delle due popolari che hanno aderito alla transazione proposta dalle banche nelle scorse settimane, con la conseguenza di un nuovo passaggio in Commissione Finanze. L'altra strada è passare alle votazioni senza toccare il testo, l'ipotesi più temuta da coloro che il decreto così com'è lo vedono come un incubo, ovvero i soci azionisti che potrebbero rimanere tagliati fuori dai rimborsi. La sensazione è che alla fine prevarrà la seconda strada con il voto di fiducia e questo potrebbe portare alle barricate che l'opposizione, Lega in testa, ha già annunciato per dire no al decreto così com'è. Dall'altra parte lo spettro di un accordo che, se salta in toto, porta al fallimento totale, coinvolgendo anche correntisti e dipendenti. Una partita delicatissima, mentre proprio i soci azionisti, come visto ieri a Castelfranco nel blitz nella sede di BPV, non mollano. Noi continuiamo, vogliamo essere visibili tutti i giorni. È una vita di sacrifici, di rinunce e di lavoro per avere una morte dignitosa. Azionisti di cosa siamo? La vergogna che ci hanno azzerato noi, che non eravamo azionisti di borsa! Risparmiatori che domani saranno in massa a Roma per un'altra manifestazione, in quello che dovrebbe essere il giorno decisivo sul futuro delle banche venete. E che la tensione sia ai massimi livelli lo conferma Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, cuore di Veneto Banca, ospite ieri sera a 20:10, nel quale ha ribadito la sua contrarietà al decreto senza un fondo per ristorare i soci azionisti. Sentiamo le sue parole. Io credo che la bomba sociale sia già innescata e se non si modifica il decreto per riconoscere un giusto risarcimento ai soci risparmiatori, la si farà anche detonare questa bomba. Può essere giusto da un punto di vista etico un decreto che trascura decine di migliaia di persone umili che hanno fatto sì che le due banche funzionassero al servizio di alcuni distretti produttivi fra i più pregiati d'Italia ed Europa, che hanno contribuito a tenere in piedi l'economia nazionale? Io credo che, visto che ogni anno la Regione Veneto ha un residuo fiscale, cioè fra un dare e un avere, una perdita che è di intorno ai 18 miliardi di euro, se per una volta si fa un sacrificio per i veneti, questo sia del tutto giustificabile. Siamo alla cronaca, mette male un piede e precipita per 200 metri a perdere la vita una 61enne veneziana con la passione per la montagna. L'incidente è avvenuto a Cortina mentre risulta disperso un 50enne padovano che si trovava nel massiccio del Monte Rosa.
Amava la montagna ed aveva la passione delle escursioni. Chiara Brigo, 61 anni, veneziana, per questo motivo aveva deciso di lavorare nel rifugio La Gazzuoi. Dipendente da anni, passava la maggior parte dei mesi sulle montagne ed è proprio durante un'escursione che la donna ha perso la vita. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 19 a Cortina. Stava effettuando un'escursione lungo la Cengia Martini, un percorso che dal Falzarego verso il La Gazzuoi, un percorso classificato per esperti ed abbastanza difficile. Si trovava assieme ad altre persone. Secondo le testimonianze la 61enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto, un volo di 200 metri che non le avrebbe lasciato scampo. Dalle prime informazioni Chiara avrebbe messo male un piede e sarebbe caduto giù senza possibilità di potersi reggere da qualche parte per evitare il precipizio, mentre risulta disperso un padovano di 50 anni, si tratta di Gianfranco Toso. L'uomo si trovava sul Monte Rosa, era partito venerdì con un altro scalatore del rifugio delle guide di AIAS. Ad un certo punto i due si sono divisi, il cinquantenne non è più rientrato, l'ipotesi che possa essere precipitato. L'area inoltre è ricca di profondi crepacci e quindi molto insidiosa. Toso è un alpinista esperto iscritto al CAI di Padova. E sono state definitivamente sospese le ricerche di Gianfranco Toso, alpinista padovano di circa 50 anni, disperso, come avete sentito prima, da sabato nel massiccio del Monte Rosa. In base agli ultimi rilievi effettuati via terra e con l'elicottero e dopo l'impiego del rilevatore RECO, l'ipotesi più plausibile, fa sapere la centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta, è che lo scalatore sia precipitato dalla cresta lungo la parete nord a causa di un probabile distacco della cornice di neve dovuto alle temperature elevate. Ed un cadavere affiorato dalle acque in zona San Giuliano, siamo a Mestre, non si conoscono ancora le generalità. Sentiamo. Tragico rinvenimento lunedì verso le 18:30 a Mestre. Al lato di via Vespucci, all'altezza della rotonda di San Giuliano, è stato ritrovato in acqua da alcuni pescatori che erano in barca il cadavere di un uomo, dalla parte opposta della sponda del canale Osellino. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco con 2 sommozzatori anche da Vicenza, oltre alle volanti e la squadra mobile della polizia, la scientifica e una pattuglia dei carabinieri, anche i medici del 118. Il corpo è stato recuperato ma non ancora identificato. Si tratterebbe di un uomo sui 50-60 anni. Secondo i primi accertamenti il cadavere non dovrebbe essere troppo datato. Continuano le indagini. Lagunari in pattugliamento a Mestre, ferito al braccio da liquido di una bottiglia abbandonata vicino al sottopasso ferroviario. Indagini in corso, ma sentiamo tutti i dettagli da Mestre per noi Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno da Venezia, vi parliamo dalla Procura dove è in corso una conferenza stampa convocata per chiarire quanto accaduto ieri sera nel sottopasso ferroviario della stazione di Mestre. Intanto vi diciamo subito che abbiamo parlato con il portavoce dell'esercito che ci ha riferito che ieri sera non c'è stata alcuna esplosione di liquido infiammabile e che il lagunare in pattuglia nell'ambito del servizio strade sicure è stato solo raggiunto da uno schizzo verosimilmente di ammoniaca o acido muriatico contenuto in una delle 2 bottiglie di plastica riposte in uno scatolone abbandonato nel sottopasso. La presenza di quella scatola di cartone ha insospettito i 2 lagunari, uno dei 2 militari con il manganello in dotazione ha spostato un lembo della scatola, una delle 2 bottiglie si è mossa e il contenitore è fuoriuscito forse per la pressione del liquido che ha raggiunto il braccio di uno dei lagunari. L'episodio ha fatto scattare l'allarme, nel sottopasso è arrivata una pattuglia della polizia e l'ambulanza dell'ospedale All'Angelo, il lagunare è stato ripulito e medicato sul posto con un po' di crema e oggi è regolarmente in servizio. Quell'area della stazione è abitualmente frequentata da tossicodipendenti e non è escluso che il liquido abbandonato possa essere ricondotto all'attività di confezionamento delle dosi di stupefacente. Per il momento da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana, andiamo avanti con il telegiornale. La vicenda dei cartelli fascisti in una spiaggia di Sottomarina e le sue possibili ripercussioni sulla comunità di Chioggia scuotono la politica locale. L'amministrazione comunale e gli enti competenti dovrebbero revocare la concessione a chi non rispetta le leggi dello Stato. L'appello arriva dal PD di Chioggia che invita il comune a intervenire contro Gianni Scarpa, titolare della concessione della spiaggia di Punta Canna in questi giorni nella bufera per i cartelli inneggianti al fascismo. La Chioggia che conosciamo e va promossa è ben altro, sostengono i democratici. Il PD condanna il comportamento provocatorio irresponsabile del gestore. Questa situazione va contrastata in maniera decisa e perentoria. La nostra città e la nostra gente non meritano di essere accomunate con tanto ciarpame.
Contro l'ipocrisia si scaglia invece il consigliere di Forza Italia Beniamino Boscolo Capon, che ricorda come lo stabilimento fosse stato oggetto negli scorsi anni di diversi controlli, come tutti quelli che si trovano sul litorale. Possibile, si chiede, che nessuno si fosse mai accorto di nulla? Parliamo di un'attività che ha circa 20 anni e che tutti conoscono, ricorda. Il perché si intervenga oggi è un vero mistero. Più che un'apologia del fascismo mi sembra si tratti di una simpatica barzelletta che con i valori di Dio, patria e famiglia ha poco a che vedere. I 5 Stelle che si indignano sui social lo facciano piuttosto per lo stabilimento Ultima Spiaggia del sindaco, la cui vicenda è stata insabbiata dal comune ma non dalla procura. Ed ha suscitato clamore in tutta Italia la vicenda della spiaggia di Punta Canna a Chioggia. In molti hanno stigmatizzato la singolare iniziativa del gestore, ma c'è anche chi la sostiene con forza. Sentiamo. La vicenda rovente della spiaggia di Punta Canna, che dichiara di mettere al bando la democrazia in nome del regime, di quel regime, da Chioggia rimbalza anche nel Trevigiano. Qui parole come ordine e disciplina rimandano ad un altro ventennio, quello del governo leghista di Treviso, quello di Giancarlo Gentilini. L'ex sceriffo, che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per il regime fascista, appoggia l'operato del gestore della spiaggia di Chioggia. Quei cartelli, apertamente inneggianti al fascismo, con riferimenti espliciti al duce e alle parole d'ordine del regime, altro non sono, dice Gentilini, che una risposta alla situazione limite di Chioggia, ormai in mano a venditori abusivi e alle etnie più pericolose. E allora, questa forma fascista è una forma di reazione per riportare l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi anche sulle nostre coste, che non diventino soltanto approdo di delinquenti, di droga, di 'ndrangheta e anche di personaggi che hanno avuto l'inciuccio fra le gerarchie ecclesiastiche e il comunismo. E a Gianni Scarpa, il milanese gestore della spiaggia, Gentilini confessa: ti ammiro perché finalmente hai sposato il Vangelo secondo Gentilini, che dice ordine, disciplina e rispetto delle leggi. Rogo nell'Alta Padovana brucia un fienile, 10 bovini sono morti tra le fiamme. Sentiamo. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere un incendio divampato all'alba di oggi nell'area di stoccaggio del fieno di Villa Bolzonella, al confine tra Cittadella e San Giorgio in Bosco. Pare che ad andare bruciate siano state centinaia di rotoballe di fieno, oltre a macchinari e attrezzature da lavoro. Ad essere coinvolti nel rogo sono stati anche alcuni vitelli, una decina sarebbero quelli che purtroppo sono morti. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, i danni sono ingenti e in via di quantificazione. Sono partiti ieri sera dai comandi dei Vigili del Fuoco del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, 18 automezzi antincendio tra autobotti e moduli antincendio, 36 operatori per raggiungere il meridione d'Italia per l'emergenza incendi boschivi. Dal Veneto si sono messi in viaggio alla volta della Sicilia un autobot e un modulo antincendio boschivo e 4 operatori da Venezia, un autobot e 2 operatori da Treviso, un modulo antincendio boschivo e 2 operatori da Verona. Ed ora ci spostiamo nel Padovano, in fiamme l'auto del sindaco di Arzergrande. Sentiamo. L'incendio è divampato quando il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L'auto del primo cittadino, una Volvo XC60, ha improvvisamente preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. Lazzarin stava per parcheggiare il veicolo nel garage seminterrato quando ha visto del fumo uscire dal cofano della macchina. Il sindaco ha prontamente fatto retromarcia ed è sceso dall'auto, evitando così che le fiamme si propagassero in casa dove c'era la famiglia. Dopo qualche minuto sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ed è stato fermato il rapinatore delle farmacie, ma sentiamo per tutti i particolari, per noi da Padova, Valentina Visentin.
Niente, non abbiamo la linea, quindi ci ricollegheremo più tardi. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. L'assassino di mia figlia era lucido e merita l'ergastolo. Sono le parole della madre di Irina Bacal, la 21enne di Conegliano, uccisa al 6° mese di gravidanza dall'ex fidanzato. La difesa ha chiesto il rito abbreviato che porterebbe ad uno sconto di pena, ma la famiglia della vittima pretende giustizia. Sentiamo. Non vuole sentir parlare di sconti di pena Galina Bacal, mamma di Irina, la 21enne moldava uccisa al 6° mese di gravidanza dall'ex fidanzato, lo studente 19enne Mikhail Savchuk, accusato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. I difensori del ragazzo hanno chiesto il rito abbreviato, ma la mamma dalla giustizia italiana si aspetta un pronunciamento soltanto. Ergastolo per lui. Voglio la giustizia per la mia figlia. Quella male che ha fatto la mia figlia, lui deve avere ergastolo. Il carcere a vita, secondo lei, anche se è un ragazzo di 19 anni? Deve fare, se lui ha pensato a fare questa cosa, a uccidere la sua ragazza, quella che amava, che lei lo amava, che aspettava il suo figlio. Richiesta di rito abbreviato prevedibile vista la confessione e le prove a carico di Mikhail, meno scontata l'altra carta giocata dalla difesa. C'è anche una perizia psichiatrica su questo ragazzo? No, perché lui era lucido, era premeditato questo omicidio. Si è fatta questa idea? Che era seguita 3 mesi indietro. Quindi lui aveva pianificato tutto, secondo lei? Certo. E adesso deve pagare? Pagare, ma come anche? Trovo un po' singolare che Savchuk fosse perfettamente lucido quando faceva le ricerche su come uccidere Irina, prima il giorno stesso o la mattina precedente, insomma, l'omicidio, e fosse altrettanto lucido quando ha scelto quali gioielli depredare dal corpo di Irina per poi andare a rivenderseli per giocare appunto quei 4 denari al bingo. Quindi... Lei ha mai sentito la famiglia di questo ragazzo? No, neanche scusa non si è chiesto. Niente? No, una famiglia fredda. Lei li conosceva prima? Li conosceva, ma così lontano. Una famiglia strana, vi dico in faccia, strana e maleducati. Torniamo a Padova, dove è stato arrestato il rapinatore delle farmacie, ma per tutti i particolari sentiamo in diretta telefonica per noi Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova. È stato arrestato mentre cercava molto probabilmente di compiere anche il terzo colpo alle farmacie. Si tratta di un 40enne senza fissa dimora padovano specializzato proprio in colpi alle farmacie. Era già noto alle forze dell'ordine in quanto nel 2006 era stato arrestato e condannato a 3 anni più una multa di 1.200 euro. Oggi è finito nuovamente in manette, la squadra mobile lo ha arrestato, è lui l'autore di ben 2 colpi avvenuti il 29 giugno scorso e il 6 luglio scorso a 2 farmacie di Padova, una in via Savonarola e l'altra all'Arcella in via Suino da Forlì. L'uomo agiva sempre armato di forbici con il manico rosso e proprio queste sono state ritrovate e lo hanno incastrato. Ad incastrare il 40enne anche le stesse scarpe e la stessa bandana che aveva utilizzato nei 2 colpi e che sono stati riconosciuti dai 2 farmacisti rapinati, quindi ora dovrà rispondere di almeno altre 2 rapine avvenute in città. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, buon lavoro, noi invece ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi di nuovo in studio con altri servizi ed altre notizie.